Buongiorno telespettatori, ben ritrovati a questa nuova puntata di Linea Diretta che inizia appunto con la settimana. Vi presento subito il nostro ospite, lui è Ferruccio Ballesta. Buongiorno Ferruccio. Buongiorno a voi. Segretario regionale FNP della CISL, quindi Federazione Nazionale Pensionati. Allora, oggi vi vogliamo parlare di comuni, non solo di comuni ma soprattutto di fusione di comuni. Voi direte che cosa c'entrano i pensionati con i comuni? C'entrano e come, e adesso vi spiegheremo perché. Vi faccio solo una piccola premessa. In Veneto ci sono 142 comuni montani che hanno una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, poi ci sono 135 comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Perché non fondersi? Perché non mettere insieme le proprie competenze? Perché non dividere i servizi? Soprattutto se lo Stato ci dà dei soldi? Vediamo di parlarne con il nostro ospite. Vi ho un po' inquadrato il tema di questa puntata. Parliamo di fusioni di comuni, fusioni mancate e dunque di risorse sprecate, risorse che non sono arrivate. Allora, Ferruccio, buongiorno. Buongiorno. Come funziona il meccanismo secondo cui se due comuni si fondono lo Stato dà loro dei soldi? Allora, intanto diciamo perché c'entrano i pensionati. Perché i pensionati sono i primi fruitori di servizi sociali in un comune, questo mi pare sia ovvio e questo lo dico anche se è ovvio per far capire anche ai comuni, alle istituzioni, che quando il sindacato di pensionati unitariamente chiede un incontro, nella buona sostanza, visto anche dalla parte del comune in qualche caso va a rompere e chiede cosa offre il comune, cosa mette a disposizione il comune per tutti, non solamente per gli anziani, questo mi pare sia lo scopo del sindacato pensionati, il primo scopo del sindacato pensionati, capire un attimino la propensione alla spesa sociale che ha un determinato ente locale. Questo mi pare sia legittimo ed è nel nostro mestiere. Ed io ho visto che dove ci sono dei buoni accordi ci sono anche dei buoni servizi. Quindi non siamo lì solamente per chiedere, ma anche per offrire consigli, soprattutto perché la popolazione anziana, sempre in percentuale più alta negli enti locali, conosce un po' la storia del comune. Che tipo di servizi? Aspetta, anticipiamo un po'. Allora, che tipo di servizi, per esempio, un comune, grazie alla sua autonomia, può dare ai pensionati? Oddio, l'autonomia dei comuni oggi per la verità viene sempre messa in discussione, quindi è un momento abbastanza delicato, diciamo. Ed è per questo che abbiamo anche chiesto un incontro con la nuova presidentessa dell'ANCI, sindaco di Mirano, donna, alla quale facciamo tutti i nostri auguri, anche perché è la prima responsabile dell'ANCI donna regionale ed è anche la vice di Fassino, quindi è anche la vicepresidente dell'ANCI nazionale. Su questo noi gli facciamo tutti gli auguri e speriamo di rivederci molto presto. Ecco, detto questo, cosa può fare il comune? Beh, il comune è titolare il sindaco è titolare e responsabile di tutto quello che avviene all'interno del proprio ambito, quindi trasporti, servizi, asili nido, case di riposo, per quello che è responsabile il comune, eccetera, eccetera. Quindi al comune vengono date tante responsabilità, ma vengono dati pochi strumenti, soprattutto finanziari. Ecco, su questo noi vorremmo ragionare e credo che una delle soluzioni più opportune oggettivamente oggi, domani non lo so, sia proprio quello di fondersi assieme, che è il problema dei problemi, perché le funzioni associate vanno bene, ma credo che la strada obbligata, se vogliamo mettere un'economia di scala e dare servizi all'altezza di questo nome, ecco, bisogna che soprattutto i piccoli comuni di montagna facciano di necessità virtù e si fondano, si mettano assieme sul serio, cioè di uno o due più comuni se ne faccia uno.
che è un'altra cosa che se non mettere insieme i servizi associati. Allora attenzione, tutto questo è normato dalla legge. Prima Monti e poi Del Rio hanno chiesto ai comuni di unirsi e dunque fondere determinate competenze. Parlavamo ad esempio dei servizi sociali, servizi di trasporto. Un comune aggiungendosi ad un altro, affiliandosi ad un altro, avrà una massa critica maggiore e avrà la possibilità di fornire più servizi. Il problema qual è? Che la legge suggerisce ma non obbliga, dunque noi non abbiamo un comandamento a cui dobbiamo assoggettarci, abbiamo un suggerimento. E che cosa succede? Succede che i comuni fanno il referendum, come è successo in provincia di Treviso, quando Villorba e Povegliano fu proposto il referendum ai cittadini, i cittadini dissero di no, ovvero vogliamo continuare a restare con i nostri piccoli comuni. I cittadini però non sapevano quali vantaggi avrebbe potuto portare a loro questa fusione, e io sto parlando di vantaggi economici. Quanti soldi potevano arrivare a questi comuni? Allora, prima di tutto diciamo che ci sono due livelli legislativi. Il primo è quello che ha detto lei e che è il livello nazionale, Del Rio lo ha, prima Monti e poi Del Rio. E poi c'è il supporto anche della legge regionale. 2002 mi pare. Allora, credo che il sapere che cosa significa attraverso degli esempi sia essenziale. Perché? Perché noi abbiamo i comuni che hanno oltre 1000 anni di esperienza, i campanili cosiddetti, campanili. E quando un cittadino è affezionato al proprio campanile, schiodarlo è un problema. E le passa sempre attraverso un processo culturale di convinzione, di capire perché è necessario. E non sempre si fa di necessità virtù come i piccoli comuni di montagna che altrimenti non hanno proprio nulla. Ecco, l'importante è anche capire che quel percorso, mettendosi insieme comuni omogenei, con termini eccetera eccetera, si hanno dei servizi migliori. Allora, prima questione che secondo me va sottolineata e detta anche ai sindaci, perché sono loro poi che tramite la loro convinzione la trasmettono ai cittadini. Questi sono esenti dal patto famigerato di stabilità per un determinato numero di anni, che solo questo, voglio dire, amato com'è il patto di stabilità, dovrebbe incentivare molto, oltre ad avere tutti quanti gli incentivi economici, e questo lo prevede la legge nazionale. Ecco Ferruccio, la blocco perché stiamo mandando in onda proprio delle schede riassuntive. Allora, guardate, se due comuni si fondono insieme non sono soggetti al patto di stabilità per 3 anni. Possono godere di contributi statali per 10 anni. Nell'asterisco vi faccio solo capire che si tratta di un dato calcolato sul 20% dei trasferimenti erariali nel 2010. Ma abbiamo preparato una seconda slide che insomma ci racconta i soldoni sonanti quanto entra nei comuni. Allora, che succede? Se due comuni si fondono, 100.000 euro per ogni comune estinto. Massimo erogabile 200.000 euro, insomma arrivano 100.000 euro, 10 euro per ogni abitante, massimo erogabile 50.000 euro. Allora, lo sentite, sono dati, arrivano dei soldi e con questi soldi si possono fare delle cose, si possono fare interventi pubblici, si possono aprire insomma anche strutture, vediamo ad esempio per gli anziani, quanti sono gli anziani che oggi hanno bisogno di strutture in cui magari passare i pomeriggi, come possono essere identificate nei patronati dove ci sono tanti e tanti servizi di condivisione, servizi anche sanitari e poi i famosi servizi sociali e di trasporto. Tutto questo fa capo ad un comune, tante volte il comune non può permettersi di dare un servizio perché dice i soldi io non li ho. Allora, solo nel Bellunese, Ferruccio, ci fu una fusione, peraltro ancora nel 2013, dei comuni di Quero e Vas, davvero due comuni, sono comunità montane. Sì. Piccoline, poi anche Longarone mi pare con un secondo e Castellavazzo. Ecco, questi sono gli esempi. Allora, che cosa spinse secondo lei questi comuni ad unirsi e perché invece il caso uno su tutti, quello della provincia di Treviso, i cittadini dissero di no?
Anche qua dicevo, di cosa si ha paura? Difatti di perdere, non lo so, identità, di perdere il proprio gonfalone, di perdere non lo so che cosa. Ecco, comunque dicevo prima, quando la gente gli viene proposto qualcosa di nuovo, data anche l'esperienza passata, tutto sommato si domanda sempre dov'è la fregatura. Ci hanno abituati a cercare fregature in ogni cosa che ci propongono. E allora bisogna essere chiari fino in fondo. Allora, il comune di Quero e il comune di Vassi sono messi assieme, ma avevano già fatto una precedente, come dire, si erano messi già insieme nei tempi andati 10 anni fa, ancora prima che cominciassero, come dire, tutta questa discussione, ecco, perché si arriva a un punto finale positivo quando c'è una discussione che parte da distante, perché le convinzioni, i processi culturali hanno bisogno di tempo, se no scatta il meccanismo che dicevo prima. Allora io, per non essere sul vago, vi dico, lasciamo perdere tutta la premessa, questa è la delibera della Regione Veneto che ha dato i soldi a questi comuni. Premesso quanto sopra, ai fini della copertura della spesa si propone di determinare a carico del capitolo eccetera per l'esercizio in corso una quota di 700.000 euro. Questi sono stati dati al comune di Longarone e Castellavazzo per preparare il referendum, perché non solo c'è la legislazione nazionale che ti dà quelle cose, ma poi c'è anche la legislazione regionale che ti accompagna verso la fusione per preparare la gente, farla discutere, riunirsi e poi arrivare al referendum consultivo, che in questo caso determina o sì o no, perché la popolazione alla fine è sempre sovrana. Allora devo anche dire che è vero che nel Bellunese ci sono queste due realtà che si sono distinte e sono arrivate alla fusione in maniera intelligente, l'ultima Castellavazzo e Longarone, essendo il maggiore dei due comuni, ha accettato il gonfalone, per esempio, del comune di Castellavazzo, che è un simbolo identitario del comune, portando la sede nel comune di Longarone. Quindi queste cose qua, come dire, fanno la differenza. Magari per qualcuno sono indifferenti, sono qualcosa, mentre invece per la gente è molto importante. Lei ha giustamente parlato di scelta intelligente. Allora quando due comuni si fondono, c'è la decisione, dov'è la sede, qual è lo stemma, ci sono tutta una serie di decisioni che devono essere ovviamente prese democraticamente. Lo stemma è sicuramente importante per ogni cittadino, però una volta passato secondo me questo scalino, l'attenzione deve essere davvero focalizzata su quali sono i benefici della fusione. Avete sentito di quanti soldi stiamo parlando, sono davvero tanti, e poi c'è anche la condivisione proprio dei servizi, quindi le risorse umane. E poi per esempio parliamo dei servizi sociosanitari, una rete ospedaliera che sia più coordinata sul territorio. Allora, per finire questa questione degli esempi, per capire che cosa perdono chi non vuole aderire, diciamo che il comune di Longarone per quest'anno non pagano la Tasi. Hanno avuto una riduzione dell'IRPEF, cioè sono tutte quante cose che alla fine una famiglia, pur non ricevendo soldi, però le paga in meno, è come una specie di 80 euro del governo Renzi. Non li vedono, però li pagano in meno, li ricevono. Ecco, questo per esempio è un dato di fatto. Io, come tutti, possono andare su internet e cliccare anche attraverso i comunicati stampa Longarone, benefici della fusione, e lì salta fuori tutto. Non c'è un problema per i dipendenti ovviamente comunali nelle fusioni? No, non c'è un problema, perché vengono ridefiniti gli ambiti e vengono ridefiniti i compiti. E quindi si lavora meglio, ecco, soprattutto dove nei comuni del Bellunese il più grande investimento da fare è quello di buttare via la neve
di avere magari qualcuno in casa in una struttura protetta da pagare e non ci sono i soldi. Ecco, sono sicuramente problemi diversi da quelli della pianura, ma alla fine tutti quanti dovrebbero sapere che hanno dei benefici soprattutto sulle cartelle delle tasse. Senta, ma in Veneto quali sono un po', secondo lei, altri comuni che si stanno avvicinando a questo processo? Ci sono altri esempi di comuni che ci stanno lavorando? Io sto girando il Veneto ormai da parecchi anni, sia dal punto di vista sanitario che anche da questo, e vedo che la cultura del campanile è comunque una cultura molto forte e radicata. Io credo che il compito nostro, quello del sindacato, sia quello di far ragionare la gente e di fargli capire che dietro l'angolo non c'è sempre la fregatura, bisogna anche avere qualche fiducia, salvo dopo però andare a verificare e a presentare il conto, che è una cosa che normalmente non si fa mai. Nelle campagne elettorali dicono di tutto e di più. A me basterebbe che tutto quello che promettono il 10% lo mantenessero. In qualsiasi altro paese il politico più di prossimità viene tirato per la giacca se non fa quello che è stato promesso. Qui invece quando si cambia pagina, si volta pagina, ci si dimentica. Ecco, questo qua è un nostro grande difetto. Noi invece dobbiamo capire di avere 4-5 obiettivi, 2-3 da portare, chiari, e poi però andare a verificare e a chiedere: egregio signore, guarda che non ci siamo. Allora, voi vi siete mossi ovviamente in questo senso, e noi anche per questo che oggi vi stiamo raccontando a che punto siamo con la fusione dei comuni. Vi siete mossi come FNP CISL, avete scritto un paio di lettere e poi avete stretto anche un accordo, il primo è datato 1995, proprio con l'ANCI, quindi chi rappresenta i comuni in tutta Italia. Quali sono i contenuti delle lettere che avete spedito? I contenuti delle lettere che sono unitarie, perché con i comuni, con la regione no, è ovvio che bisogna essere unitari, un sindaco non fa una delibera, lo fa per tutti, punto e basta, per tutti i cittadini, lui rappresenta il cittadino. E quindi abbiamo fatto una lettera di richiesta di incontro sia all'ANCI, anche per conoscere, per mettere in piedi un percorso che parta anche da quei protocolli che abbiamo già firmato con l'ANCI, il primo è del 95 e l'altro è del 2002, ecco, dove c'erano proprio indicati fin da allora alcuni obiettivi che poi abbiamo trovato all'interno del piano sociosanitario nuovo, la nuova legge, quindi il nuovo piano sociosanitario, certo, e soprattutto ritroviamo ancora dei pezzi di quella legge sulla non autosufficienza che abbiamo firmato, hanno fatto in Regione Veneto anche modestamente su nostra spinta di anni, nel 99, e che lì giace e sulla quale la Regione Veneto da allora non ha più messo un centesimo. Quindi non è come dire che abbiamo avuto il merito di vedere un po' più avanti e capire il percorso che si doveva fare. Ci rendiamo conto che un conto è prevedere e scrivere le cose, un conto è poi farle capire anche ai nostri rappresentati, ai cittadini dal punto di vista istituzionale, e poi pian pianino metterle in pratica, perché il consenso della gente per noi è essenziale. Certo. Il referendum sulla fusione. Ecco, quindi il nostro compito è quello di educare anche. Senta, ma visto che parliamo di spending review poi in questo senso, perché si risparmia e si hanno risorse per altre cose, il processo, come è stato fatto un po' per le province, no? È arrivato dall'alto l'ordine di dire basta, riorganizzazione, e anche qui c'è uno snellimento che peraltro non è molto chiaro, quindi ovviamente adesso c'è il problema degli esuberi, e anche qui la partita delle province non è del tutto risolta. In questo caso invece nella fusione dei comuni si diceva c'è un suggerimento ma non c'è un obbligo. Perché la scelta di non imporla?
Guardi, io in più di una occasione, e mi rifaccio proprio perché non sempre nel bellunese, se vogliamo rimanere là, dove bisogna fare di necessità virtù, qualche volta le questioni sono state proprio così tranquille. Nel 91 mi pare, la prima ginnastica democratica dal punto di vista dei referendum per l'Unione dei Comuni lo hanno fatto i comuni dell'Alpago. 5 comuni, 3 hanno detto di sì, 2 hanno detto di no, lettera morta. Allora io dicevo sempre, guardate signori, che è vero che il popolo ha ragione, però è altrettanto vero che ammazziamo continuamente Socrate, perché oggettivamente c'era il bisogno di farlo, però probabilmente non c'era ancora la cultura necessaria per arrivare. E se oggi abbiamo avuto questi risultati è perché c'è stato chi ha visto prima in avanti, si è buttato e ha cominciato a ragionare, e oggi si cominciano anche per quelle sconfitte a avere i primi frutti, perché è così, la gente va indirizzata in questa maniera. Eppure avevamo dei sindaci bravi anche là che si sono spesi per questo, magari non tutti, perché poi il sindaco fa la differenza, e quindi tutto quanto è, anche perché non c'era quella legislazione che c'è adesso, quindi imporre le cose dove esistono i campanili è molto difficile, perché si ottiene anche il risultato contrario dopo. Quindi... Sa cosa si stanno chiedendo i telespettatori? Secondo me si stanno facendo anche questa domanda, ma in una fusione di 2 comuni il sindaco dove va a finire? Uno dei 2 sindaci dove va a finire? Beh, uno farà qualcos'altro. Uno farà qualcos'altro. L'aggiunto, come diciamo noi a casa nostra. No, ma io credo che in una valutazione all'interno perché anche lì ci sono delle regole, no? I comuni hanno tot consiglieri per numero di abitanti, quindi voglio dire, non è che, anche perché oggettivamente non è il comune di Milano dove prendono un gettone di presenza diverso da... Ecco, qui siamo proprio a livelli minimi. Ecco. Quindi neanche da stare troppo attaccati alla poltrona. Esatto, ognuno ha la propria professione, non credo viva solo di quello. Ecco. Sta di fatto che noi comunque nel nostro paese abbiamo livelli di rappresentanza troppo numerosi. Abbiamo le municipalità, i consigli di quartiere, i comuni, voglio dire, tiriamo via i primi 2, i comuni, le comunità montane, le province e le regioni. Allora, voglio dire, o delle una, 2 insomma, le province si è deciso di abolirle, però siamo ancora fra coloro che sono sospesi, perché lì ci sono funzioni e compiti e dipendenti. Che sono stati trasferiti. Dal mio punto di vista, egoisticamente devo dire, devo stare attenti soprattutto che alla popolazione anziana o alle persone svantaggiate non vengano tolti i servizi. Certo. Il resto, ecco, siccome però siamo all'interno di un processo evolutivo e ci sono anche i dipendenti, bisogna che anche questi ci sia chiarezza di dove, come e quando, e lì ci sono i problemi che ha la categoria della funzione pubblica, che continuamente è in costante come dire, rapporto con le controparti, ecco, perché non ci sono solo le province, ci sono anche altri enti. Per quanto riguarda invece la questione che noi vorremmo mettere in piedi come percorso positivo, presumo, senz'altro, con la nuova Presidente dell'ANCI, è quello di capire su che cosa possiamo ragionare nel concreto, perché penso che la strada della fusione sia una strada obbligata oggettivamente, perché a scarsità di risorse, sempre meno autonomia in uno Stato centralista, bisogna far di necessità virtù e bisogna mettere insieme le risorse possibili. Il sindacato su questo potrebbe essere un veicolo di
consensi non indifferenti. Infatti cito, Ferruccio, alcuni punti che sono proprio contenuti in questo documento che è stato presentato dal sindacato ad ANCI, in cui si chiarisce la necessità di creare appunto un ruolo comune per riuscire a prendere determinate decisioni. Allora io qui leggo: razionalizzazione e riorganizzazione della rete ospedaliera, valorizzazione delle nuove aziende pubbliche di servizi alla persona, ex IPAB, nell'ambito della rete dei servizi territoriali alla persona. Giusto per scendere un po' nei contenuti delle cose e capire questa razionalizzazione dei servizi, ad esempio per i pensionati, che cosa rappresenta, ad esempio nella rete dei servizi sanitari. Allora, qui si entra nel campo specifico della seconda lettera che abbiamo spedito all'assessore Bendinelli e che anche qua riteniamo sia un percorso da riprendere e come dire, da sviluppare nella traccia di quella legge che dicevo prima sulla non autosufficienza, che contiene già tutti questi elementi. Sì. Ecco, allora, comuni che hanno la titolarietà per loro compito e loro funzione del sociale, perché il sindaco ha la titolarità. Noi in quella legge, e diciamo da sempre, che i comuni farebbero bene a dare la delega al sanitario per svolgere quelle funzioni, perché l'incontro fra il sociale e il sanitario è essenziale e noi lo coltiviamo ormai da anni. Però è altrettanto vero che da anni viviamo di rendita e se non ci diamo, come si dice, una mossa per invigorire e per strutturare meglio questi servizi all'altezza dei tempi, rischiamo da primi di diventare un po' più indietro, non dico ultimi, ma insomma di retrocedere da queste posizioni. Allora, quella legge sulla non autosufficienza aveva proprio questo scopo, quello di dire ai comuni, ed è previsto in quella legge, date la delega soprattutto dove non potete avere la possibilità di dare un servizio sociale perché siete piccoli, perché avete determinati problemi geografici, eccetera, eccetera. E quello era un primo punto. Il secondo punto era quello di mettere nelle condizioni i familiari, le badanti e tutto quello che significava essere vicino alla persona in stato di bisogno e metterla nelle condizioni di rimanere accanto alla persona, alla continuità assistenziale. Poi è subentrato dentro, dopo parecchi anni che l'aspettavamo, la legge di riforma regionale sanitaria, dove ha dato alla rete ospedaliera un proprio ruolo, anche qua con una, come dire, chiaro obiettivo, quello di dire alla gente: guardate che non tutti possono avere l'ospedale sotto casa che fa tutto. E quindi ecco i famosi ospedali hub, SPOC, gli ambulatori di medicina integrata, esatto, dove potete trovare tutto quello che succede fuori del cancello dell'ospedale, che a noi serve forse più ancora che quello che c'è dentro. Mi è venuto in mente, Ferruccio, che per esempio la polizia in questo a noi ha molto da insegnare, perché guardate l'Unione dei Comuni del Campo San Pierese, quindi non dobbiamo nemmeno andare troppo lontano, siamo in Alta Padovana, le varie polizie locali si sono unite, quindi i servizi di polizia, tant'è che appunto è Unione dei Comuni del Campo San Pierese. Allora è un servizio che è diventato integrato, quindi le pattuglie di polizia locale coprono un territorio più grande, gli uomini sono di più e quindi riescono a seconda delle esigenze a spostarsi e a dare un servizio di sicurezza per i cittadini molto più grande. Allora loro ce lo insegnano e questo è un processo che è partito proprio dall'Unione dei Comuni del Campo San Pierese, che hanno deciso di rivoluzionare i propri servizi in questo modo. Come è stato possibile per la polizia, dove ci sono dei dipendenti e dei servizi da offrire alla gente, allo stesso modo dovrebbe essere anche per quanto riguarda la rete dei servizi assistenziali, il trasporto ad esempio degli anziani, soprattutto il trasporto, che è un altro tema, no? Molto
Sì, è anche un mio obiettivo, un mio pallino se vuole, ma insomma anche qua i processi culturali sono lunghi da perseguire, ed è un pezzo che lo dico anche in Regione Veneto, perché abbiamo una flotta, un'autentica flotta di mezzi che trasportano gente con la carrozzina, abilitati, eccetera, eccetera, ma ecco, anche qua devo fare il partigiano ancora una volta, solo in provincia di Belluno, con un progetto li hanno messi assieme, e quindi ci sono 2 call center che dicono: tu hai 2 giorni alla settimana, 3 giorni alla settimana, associazione di volontariato, i tuoi pulmini li metti obbligatoriamente a disposizione della rete e io ti mando dove serve, e quindi partono da Feltre, da Belluno, dal Cadore, e vanno alla camera iperbarica di Mestre a fare quello che devono fare, e non ne portano giù uno, si mettono d'accordo e poi la rete li mette appunto nelle condizioni di fare un servizio su economie di scala. Ecco. La ringrazio Ferruccio, perché questo è esattamente l'esempio che volevo poter portare ai nostri telespettatori, perché così si capisce. Organizzare un servizio e fare in modo di mandarlo dove serve e quando serve. Lo si può fare solo se la mappatura dei servizi è una mappatura totale. Allora, ci sono riusciti i cugini del bellunese. Perché? Perché probabilmente hanno fatto di necessità virtù. Sì. Devo dire che comunque la virtù esiste dappertutto. E noi lanciamo una freccia in questo caso. Perché se la Regione Veneto, invece di dare pulmini a destra e a sinistra, in questi ultimi anni ha frenato, cominciasse a dire alle associazioni: il pulmino è un mezzo che ti ha dato la Regione Veneto, che ti ha dato chi ha donato soldi, che ti ha dato la fondazione bancaria, non è tuo, è della società, e quindi basta vedere pulmini che si rincorrono uno con l'altro. Bisogna metterli assieme in una rete. Allora, anziché ogni anno la Regione Veneto dar fuori soldi a pioggia per comprare i pulmini, devo dire che negli ultimi anni si è molto frenato, sì. Pagagli invece il gasolio, mettili a disposizione l'assicurazione, ecco, fagli la manutenzione, mettili nelle condizioni di lavorare bene in rete, perché, viva Dio, quelle sono spese vive che bisogna pagare, mentre invece le associazioni qualche volta si trovano in difficoltà, fanno delle convenzioni con i comuni non hanno soldi, e avanti di questo passo, comprese le case di riposo, ex IPAB, sulla quale bisogna, come dire, fare un ragionamento a parte, perché il trasporto solidale, chiamiamolo così, ha una parte essenziale nella funzione dei comuni, ma anche delle case di riposo, ma soprattutto di quei centri diurni che dovrebbero essere valorizzati, che sono quella via di mezzo che c'è fra chi non può stare a casa, ma chi è ancora in grado autonomamente di arrangiarsi e di non andare in casa di riposo, dove costa una barca di soldi mantenerli, e quindi è solo attraverso il trasporto che si incentivano questi centri di socializzazione, che si recupera l'autonomia oppure si mantiene quella che c'è. E quindi è tutta quanta una rete da costruire intelligentemente, da rivedere, e in questo caso anche i comuni hanno un ruolo essenziale. E lo possono fare anche grazie al vostro aiuto. Allora Ferruccio, mi permetta di mandare in onda una slide con i contatti dell'FNP CISL, eccoli qua, insomma per qualsiasi cosa vi abbiamo dato oggi tante informazioni, ma qui ne potete trovare ovviamente altre, eventualmente anche più specifiche se vi dovessero servire. In ogni caso ecco il processo che stiamo cercando di governare. Voi ovviamente state spingendo, lo state facendo tanto bene anche per questo accordo con ANCI, e anche il fatto di spingere un po' in regione. Quello che noi oggi abbiamo voluto raccontare è una storia che si può cambiare, e lo stiamo facendo anche lanciando un po' il messaggio alla gente, perché se ne faccia portavoce anche con i loro sindaci o comunque nei comuni, giusto? Sì, il messaggio che volevo dare è che nonostante tutte le difficoltà, quando si vuole si può.
raggiungere determinati obiettivi. L'importante è farlo con le persone, con la gente, ma per farlo con le persone, con la gente, bisogna far capire loro in termini chiari i pro e i contro, perché altrimenti non si va da nessuna parte se non c'è il consenso. Il messaggio lo abbiamo lanciato all'ANCI, il messaggio lo abbiamo lanciato anche all'assessore regionale. Io credo che un percorso insieme, perché tutto si tiene attraverso una rete, una ragnatela, la rete dei servizi, si possa fare un buon lavoro, con una sottolineatura che mi sono dimenticato rispetto alle esigenze che hanno i comuni. Ecco, noi abbiamo preso atto, perché quello che va detto... Velocissimo Ferruccio, perché siamo quasi in chiusura. Ecco, la Regione Veneto e l'ANCI 2 anni fa hanno stretto un rapporto, un accordo sull'ISEE, sull'evasione dell'ISEE, su chi ha diritto o chi non ha diritto. Sì. Ecco, noi vorremmo far entrare nell'ordine dei comuni che fare degli accordi con la Guardia di Finanza e con l'Ufficio delle Entrate per capire l'evasione fiscale a casa propria, uno delle quali è proprio chi ha diritto o non ha diritto all'ISEE, non vuol dire fare i delatori, ma vuol dire mettere nero su bianco, mettere la popolazione in maniera chiara e trasparente su chi ha il diritto e su chi non ha il bisogno. E noi siamo naturalmente per questa strada. In prima fila ovviamente per questi obiettivi. Grazie a Ferruccio Balest, segretario regionale dell'FNP CISL, grazie per essere stato con noi in questa puntata, lo stesso a voi telespettatori. Grazie, ovviamente Linea Diretta torna come sempre domani alla stessa ora. Arrivederci.